La nostra esperienza nel corso di quest'anno ci è capitato parecchie volte di ricoverare più componenti della stessa famiglia che erano stati colpiti in maniera grave dalla malattia. Restano ancora delle zone d'ombra di questa trasmissione del virus. Restano sicuramente delle zone d'ombra perché lei consideri che l'infezione è legata a tre cose: è legata al virus, è legata all'ambiente in cui vivono le persone colpite, in cui l'infezione si sviluppa, ed è legata alla predisposizione delle persone a contrarre la malattia. Il professor Andrea Vianello, pneumologo dell'ospedale di Padova, tira le somme di un anno di lotta e lavoro contro la malattia. Trovarne la logica è questione di ipotesi. Un'ipotesi forte e interessante è che all'interno di queste famiglie ci siano delle caratteristiche genetiche che in qualche maniera predispongono a contrarre l'infezione e a contrarla in maniera grave. Un'alterazione genetica presente in una parte della popolazione riduca la sintesi di una proteina che ha una grande importanza nel limitare l'ingresso del virus all'interno della cellula. L'ipotesi tara-genetica, spiega il professor Vianello che ha pubblicato lo studio, trova riscontro anche nella distribuzione geografica dei casi di Covid-19. Lascia molto sorpresi il fatto che ci siano alcune aree e alcune popolazioni, sia in Italia che nel mondo, che sono molto meno interessate dalle forme gravi di malattia rispetto ad altre.